Confronto centrale dal Savio, sesta corsa, una condizionata sul miglio per 9 cavalli anziani, 1 Bailuca di Venere, 2 Besteuo, 3 Zimicab, 4 Rubacuori Alca, 5 Alissa Trio, 6 Amore Stecca. Seconda linea, 7 Actaro P, 8 Beatrice Cap, 9 Zaffiro Top. Pronostico che vede Zaffiro Top nettamente favorito, numero 9 Crescenzo Maione in sediolo, macchina che accelera e in partenza lottano subito Zimicab, Rubacuori Alca e all'esterno Alissa Trio. Rubacuori Alca conquista il comando su Zimicab, all'esterno invece Alissa Trio sarà sotto Besteuo che rimane in terza posizione lungo la corda, poi gli altri. All'esterno dunque rimane Alissa Trio dopo i primi 200 metri in 14,7 al comando Rubacuori Alca, Zimicab che agisce di rimessa, Alissa Trio al largo, mentre c'è la risalita veloce da parte di Zaffiro Top che subisce però l'anticipo di Bailuca di Venere, 400 che se ne sono andati in 32 e al largo insiste in terza ruota Zaffiro Top che supera anche Alissa Trio e cerca di portarsi a ridosso del leader Rubacuori Alca che ha completato intanto i 600 in 46,2. Zaffiro Top perviene a ridosso di Rubacuori Alca, costretto ad accelerare nuovamente, a contatto rimane Zimicab, al largo è sempre Alissa Trio, poi Bailuca di Venere, alla corda Besteuo, ancora Actar OP, via via gli altri. Intanto 1 minuto e 9 decimi per il passaggio al mezzo miglio e il chilometro che se ne va nelle identiche posizioni. Al comando c'è Rubacuori Alca che completa il 1000 metri iniziali in 1.15,8. All'esterno ora cerca di farsi pressante l'azione di Zaffiro Top, a contatto rimane Zimicab ma allunga decisamente Rubacuori Alca a 450 dal palo, cerca di mettere in difficoltà Zaffiro Top che infatti retrocede e poi sbaglia. E Zimicab è l'unico che rimane per il momento in schiena al leader, prova ad avvicinarsi, più indietro c'è Besteuo, completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo con Rubacuori Alca in vantaggio. Zimicab ci prova in open stretch, Zimicab guadagna terreno, Zimicab nel finale è in grado di passare per vincere nei confronti di Rubacuori Alca, al terzo Besteuo 1.14,2, il ragguaglio conclusivo con, anzi 1.13,7 con 28,6 a chiudere dopo un 28,7 di penultimo quarto. E il ritorno al successo così per Zimicab che piega nettamente sul traguardo Rubacuori Alca che l'aveva fatta da padrone fino ai 100 metri finali, ma Zimicab non perdona in open stretch e Antonio Di Nardo viene a vincere nettamente nelle battute conclusive. Il successo per l'allievo di Gennaro Casillo, scuderia Girilda. Andiamo a rivederlo nelle immagini. Primo piano per Zimicab e Antonio Di Nardo che piegano ai 50 conclusivi. Rubacuori Alca, terzo posto per Besteuo.